Sono le prime luci dell'alba del 25 aprile dello scorso anno e festa si celebra il lunedì dell'Angelo, oltre alla ricorrenza della Liberazione. Il giorno prima si è celebrata la Pasqua. Un forte boato, come uno scoppio di una bomba, scuote il quartiere di San Vincenzo, nel centro storico di Agrigento. La gente stava dormendo, in tanti pensano che ci sia però il terremoto. Qualcuno si affaccia sul balcone e vede sgretolarsi completamente lo storico palazzo, lo Jacono Maraventano, interessato da alcuni lavori di puntellamento nei mesi precedenti. Il forte vento di quella notte dà il colpo di grazia alla struttura già ferita gravemente. I residenti si riversano in strada, capiscono che l'hanno scampata per un soffio. Per fortuna, dicevamo, è festa, altrimenti già a quell'ora alcuni di loro sarebbero stati in strada per recarsi al lavoro. Pochi minuti arriva anche il sindaco di Agrigento, Marco Zambuto, che promette subito degli interventi. Ma da quel momento per 39 famiglie comincia un calvario che ancora oggi, a distanza di un anno, 14 di loro continuano a vivere perché sono fuori dalle proprie case. La zona viene messa in sicurezza, un muro di sostegno dello stabile rischia di crollare, pertanto la protezione civile invita i residenti a lasciare le proprie case. Alcuni vengono sistemati negli alberghi, gli altri trovano dimora presso amici e parenti. Le case rimangono senza luce e senza telefono. Il crollo infatti ha completamente schiacciato sia la cabina dell'Enel che quella della Telecom. Sono passati 8 mesi affinché i gruppi speciali dei Vigili del Fuoco liberassero via San Vincenzo dalle macerie, ma per la messa in sicurezza ancora non è tutto finito. Il sindaco non ha firmato l'ordinanza che consentirebbe a tutte le famiglie di rientrare nelle proprie case. Si è costituito anche un comitato, sono state effettuate dai residenti molte manifestazioni di protesta, ma la vicenda, come dicevamo, è tutt'altro che chiusa.